Cari telespettatori, ben ritornati insieme a noi e anche ai nostri ospiti per approfondire un argomento purtroppo di grandissima attualità, le conseguenze di quello che è stata una perturbazione devastante che ha provocato enormi danni e ripercussioni e conseguenze anche di lungo periodo nella regione del Veneto, ma non soltanto, anche in Trentino Alto Adige, in altre parti d'Italia. Noi ci concentreremo in modo particolare in Veneto, analizzeremo il settore agricoltura, quindi anche le attività produttive, giustamente voi ci avete scritto, parlate anche di questo ed è corretto farlo, parleremo appunto anche del ruolo che hanno avuto importantissimo i consorzi di bonifica, in questo caso è funzionato, quindi al di là delle polemiche che possono come sempre nascere, perché c'è sempre qualcuno che deve lamentare qualche cosa, c'è stato un lavoro a monte che è stato molto importante e naturalmente la regione del Veneto come sta organizzando, come sta approcciando a questo tipo di problematica, quindi vi aggiorneremo. I nostri ospiti, allora ben arrivato a Giuseppe Romano, presidente ANBI del Veneto. Buongiorno. Consorzi bonifiche per intenderci, in modo che tutti comprendano. L'assessore Giuseppe Pan, assessore all'agricoltura della regione del Veneto, grazie di essere con noi assessore. Gian Michele Passarini, presidente della CIA del Veneto. Buongiorno. E poi entrerà in studio, per cui ci focalizzeremo anche per quel che riguarda l'agricoltura del Padovano con Roberto Betto, presidente della CIA di Padova, quindi abbiamo la rappresentanza regionale e anche quella territoriale di Padova. Io vorrei incominciare subito con lei assessore, in modo che ci faccia un po' un quadro in generale, anche se so che deve ancora andare in perlustrazione in certe zone, a rivedere, perché per esempio la zona dell'altopiano di Asiago, di cui non molto si parla, però è stata duramente colpita e lì abbiamo anche degli allevamenti, ci sono delle malghe, ci sono delle situazioni pesanti. Cosa ha riscontrato e cosa è stato fatto e si deve fare? Innanzitutto dobbiamo capire che in questi giorni noi abbiamo avuto un territorio devastato da un evento importante e eccezionale per quanto riguarda appunto sia la piovosità sia la ventosità soprattutto. Ricordo che sono piovuti in certe aree del nostro Veneto, parlo del Cansiglio, del Bellunese, sull'altopiano dei 7 comuni, più di 500, 700, addirittura con picchi di 800 mm a metro quadro, significa 80 cm di acqua in un metro quadro. Quella che viene impropriamente definita bomba d'acqua sostanzialmente, anche se il termine è improprio. Bomba d'acqua, ma soprattutto questi scirocchi che sono questo vento caldo che porta a questa piovosità abbondante che è tipica tra l'altro di questo periodo autunnale, novembrino, perché le più grandi alluvioni del Veneto sono sempre avute per queste situazioni, ricordo il 51, il 66, il 2010 e oggi. E quindi diciamo cosa è successo in più rispetto agli altri eventi nei decenni scorsi? È successo che c'è stata una piovosità ancora più elevata del 66 in certe aree, addirittura molto più elevata, e in più venti che hanno raggiunto anche i 200 km all'ora in montagna, incuneandosi in vallate strette e dove hanno raggiunto comunque dei picchi appunto di forza importante. Qui vediamo la Val Comelico. Come la Val Comelico, come naturalmente le valli laterali della Val Belluna, nell'altopiano del Vezzena e nelle zone del sopra Asiago, che hanno sradicato migliaia, centinaia di migliaia, si parla di 300-500 mila alberi caduti, e sappiamo che l'abete rosso, le foreste di abete rosso, io sono anche un forestale oltre che un agricolo, quindi abbiamo fatto un po' di cognizione di questa alberatura le abbiamo, queste foreste hanno radici superficiali, quindi hanno fatto un effetto domino, sono caduti praticamente uno dietro l'altro, e quindi abbiamo una situazione disastrosa nei boschi, disastrosa nella viabilità, soprattutto nella zona del Bellunese, nell'Alto Bellunese, a raggiungere anche alcune frazioni, alcune isolate ancora, e poi siamo senza elettricità in tante utenze, abbiamo avuto più di 30.000 utenze senza elettricità in questi giorni, quindi si stanno ripristinando le utenze, e noi abbiamo agito subito, il nostro presidente Zaia, che è il commissario dell'emergenza, con la nostra protezione civile, che tra l'altro ha fatto un lavoro veramente insieme all'assessore Bottacin, delegato veramente immane, giorni e giorni comunque sempre sull'emergenza, con migliaia di squadre volontari, l'esercito,
noi dobbiamo ringraziare veramente tutti coloro che si sono messi a disposizione per questa emergenza, perché poteva essere ancora molto più disastrosa. Abbiamo avuto anche dei morti e quindi bisogna anche capire che oltre ai danni materiali che sono immani, anche comunque persone che sono purtroppo decedute sotto il maltempo. Diciamo che siamo in una fase adesso appunto ancora emergenziale di ripristino appunto delle attività. Abbiamo dovuto chiudere le scuole, abbiamo dovuto chiudere tanti servizi e quindi anche per evitare conseguenze peggiori. Per evitare conseguenze peggiori, perché i morti che ci sono stati sono perché le persone andavano dove dovevano andare e quando ci sono questi tipi di comunque emergenze, comunque di maltempo, bisognerebbe stare a casa, star chiusi eccetera. È chiaro che dopo sono le polemiche, le scuole aperte, no? Però tenere a casa le persone significa anche metterle in sicurezza, e la prima cosa che è stata fatta è mettere in sicurezza la popolazione in modo che non ci fossero incidenti. Poi adesso abbiamo centinaia di frane, abbiamo valli devastate come quelle in Agordino, Taibon addirittura, prima l'incendio, poi la pioggia, c'è stata lì una catastrofe. Un incendio anche di l'incendio più grande delle Dolomiti che era appunto prima delle piogge, 10 giorni a Taibon, Agordino, poi è venuta la pioggia che ha dilavato, ha distrutto tutto. Quindi abbiamo veramente delle situazioni difficili. Bisogna dire ai Veneti che non è ancora finita l'emergenza in certe aree, bisogna essere solidali con le popolazioni del Bellunese, della montagna veneta in particolare, e noi abbiamo anche aperto un numero esatto, volevo chiedere, voi avete aperto un numero conto corrente eventualmente, se può essere anche mandato in diretta, oppure abbiamo un numero solidale che è il 45 500, dove infatti, si possono anche dalla regia versare, dopo lo mettiamo in possono onda. anche versare dei contributi a favore di queste popolazioni, e il nostro ruolo adesso è anche la stima dei danni. Noi siamo in questi giorni, soprattutto il mondo agricolo, noi sottoscritto con la VEPA la nostra agenzia è stata incaricata proprio oggi della rilevazione anche satellitare con i nostri droni. Noi abbiamo un sistema di monitoraggio, di fotografare tutti i danni che ci sono nei boschi, nelle strade, nelle frane. Noi, con i nostri satelliti, noi abbiamo, forse nessuno lo sa, ma noi come agenzia agricola dei pagamenti, come AVEPA, come agricoltura, siamo gli unici che possono stimare tutto questo, appunto perché abbiamo delle convenzioni con l'ESA, abbiamo delle convenzioni comunque con lei sta dicendo una cosa molto importante, perché si parla di questo tipo di perlustrazione, ma effettiva. E quindi noi adesso andremo a marcare il territorio metro su metro per vedere tutti i danni e quindi quantificarli, per anche la richiesta dei danni, ma anche per poi agire dove questi danni sono maggiori, e soprattutto poi andremo anche a quantificare quelli per il mondo agricolo. Quindi domani io sarò a Asiago, avremo un incontro con i sindaci dell'altopiano appunto per anche lo smaltimento del legname, perché poi a livello sanitario e a livello proprio così anche di emergenza, smaltire il prima possibile tutto quel legname che è a terra, ma anche dentro le dighe, ma anche dentro i fiumi. Vedete, se avviene un altro evento di questo tipo a breve, immaginate cosa può succedere con tutte quelle migliaia di tonnellate di alberature che sono dentro adesso i nostri fiumi e i nostri laghi. Quindi l'emergenza è, uno, ripristinare tutti i servizi ai cittadini prima possibile, l'elettricità e naturalmente la viabilità. Perché c'è un problema anche relativamente a questo. Sì, perché abbiamo anche stalle isolate, abbiamo malghe rimaste lì, quindi paesi isolati, quindi c'è tutta... noi abbiamo attualmente fornito in primis i generatori e tutto quello che ci va dietro agli ospedali, alle emergenze, ai paesi dove si poteva, dove potevamo arrivare, perché poi per aprire una viabilità di montagna con migliaia di alberi sopra la strada non è poi così semplice. D'altro canto dobbiamo anche stare attenti appunto che queste operazioni vengano fatte in maniera consona, in maniera appunto che non crea controllata, anche perché poi naturalmente non è semplice esboscare centinaia e migliaia di alberi in zona di montagna. Infatti volevo chiedere un'altra cosa, lei mi sta parlando giustamente della zona del Bellunese e quant'altro che è stata devastata. Ci hanno segnalato anche ovviamente dalla zona del Polesine. Sì, infatti io avendo anche la delega alla pesca professionale, in particolare
Saluto anche tutti gli amici della pesca costiera veneta, perché hanno sia gli allevamenti di molluschicoltura a mare e stiamo parlando sia di le un'attività spiagge, economico-produttiva fondamentale. esatto, sia l'acquacoltura ha subito altrettanto danni importanti, e riveleremo anche questi in modo da avere il quadro completo, perché poi magari sì, si vedono meno quello che succede sotto acqua, però purtroppo queste scirocate ogni volta distruggono i nostri allevamenti, e ricordo che noi siamo i primi produttori di molluschi a livello nazionale, tra i primi a livello proprio europeo, quindi anche lì ci sono state balene cancellate, posti barca, tutto quello che avete potuto vedere, e non altro, anche le spiagge che noi ogni anno spendiamo milioni di euro per i ripascimenti della sabbia, sono state cancellate anche quelle. Caorle e Jesolo, ma anche il delta del Po, dove abbiamo proprio il fulcro della nostra pesca. Quindi vedete, montagna e mare, abbiamo queste due situazioni, ma attualmente la montagna che è molto più fragile e aveva già molto più problemi idrogeologici dovuti appunto anche alla struttura geologica delle Dolomiti, che sappiamo sono montagne comunque fragili, calcaree, comunque friabili, quindi sicuramente lì c'è il grosso. È chiaro che poi se arrivano i contributi che abbiamo chiesto anche governativi, anche europei, noi li spenderemo a ripristinare il tutto. Non sarà un'operazione che viene dalla sera alla mattina, perché ripristinare, rifare tutto e mettere in sicurezza il territorio è un lavoro lungo. Noi non è che poi dal 2010 si è stati qui a dormire in regione, perché molte opere qui c'è anche, fortunatamente sentiremo anche, e ringrazio anche l'opera di Giuseppe Romano, io ho anche la delega ai consorzi di bonifica, e a tutti gli operatori, direttori che questi giorni e operai che sono stati, forse non si sa, ma non se ne parla, ma grazie a loro e avendo anche le previsioni che arrivavano, sono stati abbassati comunque canali, le nostre idrovore sono andate giorni e giorni prima per abbassare i livelli dei canali a mare, per ricevere l'ondata che sapevamo doveva arrivare, però non si presupponeva fosse così forte, perché chiaramente i modelli c'erano, ma chiaramente poi si fa i conti con quello che arriva. Però possiamo dire che i nostri fiumi in pianura, grazie anche alle opere e gli invasi che sono stati fatti, ricordo che quello di Caldogno, di Montebello, di Trissino, e dopo non voglio rubare al Presidente niente, però le opere sono state messe in corso, soprattutto per la messa in sicurezza dei piccoli torrenti eccetera, e anche delle arginature dei fiumi hanno fortunatamente hanno retto. Poteva essere ancora peggio. Infatti no, questo è bene sottolinearlo, perché a volte non ci si rende neanche conto. Leggo un messaggio, leggo commenti su Facebook di persone del sud che criticano iniziative di beneficenza in favore del nord, sostenendo che da loro ci sono stati 10 morti e da noi qualche albero abbattuto. Sicuramente frutto di ignoranza, e va bene che noi veneti non ci lamentiamo mai, ma farci sentire un po' di più senza piangere sarebbe il caso, visto i soldi sempre dati per disgrazia loro, ora tocca a noi. Vabbè, comunque diciamo che la regione stavolta è stata segnalata a livello nazionale con i danni avuti. Forse chi adesso piange di meno e comunque ha avuto problemi è stato il Trentino Alto Adige, che si sta in qualche modo arrangiando. Magari sai, in Trentino è successo forse un po' meno rispetto a quello che è successo da noi, ma anche gli amici friulani sono stati ben bastonati, ricordo. Diciamo che grazie all'intervento comunque del nostro Presidente, ieri c'era anche il Vice Premier Salvini, sono venuti qui, ci sono tutti e tanti esponenti del governo che ci hanno espresso la loro solidarietà, e adesso speriamo che anche e chiederemo anche il giusto e si monetizzi, perché noi abbiamo bisogno di fare opere continuamente nel nostro territorio. Allora parliamo anche delle opere. In primis volevo sentire settore agricoltura, perché congiuntamente a Coldiretti, Confagricoltura, avete lamentato ingenti danni, più di 2000 ettari se non sbaglio di superficie coltivata danneggiati, oltre, come accennava anche l'assessore, gli allevamenti che hanno avuto dei problemi, insomma, però parla della pesca, comunque rientra nel settore agricoltura. Qual è un po' la situazione a livello regionale? Innanzitutto grazie di averci dato la possibilità quindi di essere presenti a questa trasmissione. La situazione è grave,
situazione, oggi fare un computo specifico sull'entità dei danni è difficile, si possono dare dei macrodati, ma in realtà si avrà, man mano che sarà lo stato di avanzamento, che si tireranno via gli alberi, che si andranno a vedere le strade, puliranno tutti quelli che sono i detriti che sono scesi. È chiaro che noi abbiamo situazioni di aziende che sono isolate, mancava l'energia elettrica, in alcuni posti è stata ripristinata. Tra l'altro devo dire che il lavoro della macchina dei soccorsi qui in Regione Veneto è stato veramente importante. Perché quindi protezione civile che si è attivata congiuntamente con protezione civile, come diceva prima l'assessore, anche tutti quelli che sono gli enti locali, le autorità di bacino, i consorzi. Cioè tutti hanno fatto la loro parte e devo dire anche, perché noi adesso stiamo parlando del Bellunese, ma ricordo che già la sera del 28 c'era l'allarme della città di Verona con il fiume Adige, sì. E quindi già allora ci si era con la Regione Veneto adoperati ad uno stato di emergenza. Quindi la parte diciamo più importante di mettere in sicurezza i cittadini è stata fatta. Prima ho visto un messaggio dove si rivendicavano che al sud si sono avute delle vittime. Beh, le vittime le abbiamo avute anche qui purtroppo al nord e sono delle conte che non si vorrebbero mai quantificare perché sono le cose diciamo, che lasciano la mano in bocca. Non andiamo a speculare su queste cose. Detto questo, noi abbiamo bisogno adesso, nella fase di emergenza logicamente abbiamo bisogno di liberare le strade perché le nostre aziende hanno necessità di foraggiare gli animali, hanno necessità di mungere gli animali, le vacche, di poter trasportare il latte. Anche del latte. Esatto, quindi al di là del fattore dell'energia elettrica serve anche proprio la viabilità che ti permetta di portare via il prodotto. Ad oggi noi sappiamo di aziende che stanno buttando il latte perché logicamente non si riesce a raggiungere quelle parti più colpite dove ad esempio non abbiamo neanche più le strade, perché questo al di là di tutte quelle che possono essere le polemiche che poi si fa sempre presto poi a posteriore polemizzare, però io devo dire che questo è un evento apocalittico che ha combinato un masso di acqua spaventoso con una forza di vento che ha raso al suolo quelle che sono le nostre vallate. Quindi ad oggi credo che noi dobbiamo tutti insieme con il sistema regionale, con le associazioni di categoria, perché comunque le associazioni sono quelle che anche attraverso gli agricoltori ti danno la contezza dell'evento e soprattutto siamo quelli che poi vanno a gestire il territorio, perché voglio ricordare che se non ci fossero gli agricoltori che tengono i boschi, che tengono la montagna viene giù e quindi non è solo una questione settoriale, è una questione che riguarda tutta la comunità. Oggi abbiamo la necessità di fare sistema sempre di più, su questo noi siamo pronti, siamo disponibili a ragionare su quello che è anche poi un atteggiamento che va oltre l'emergenza. Noi ad oggi dobbiamo pensare che questa sarà, tra parentesi, non dico l'ordinarietà, ma ci dobbiamo adeguare a questo tipo di clima che sta cambiando e quindi da qui partire a ragionare anche su quelle che saranno le strategie future, gli obiettivi futuri che si dovranno mettere in campo. Assolutamente. Adesso abbiamo una pubblicità che incombe, infatti volevo passare la parola appunto ai consorzi di bonifica perché lei ha detto un evento che potrebbe ripetersi. È allarmante una cosa del genere perché vuol dire anche ristrutturare in qualche modo, rivedere il sistema agricoltura come adesso è impostato, perché se no altrimenti non se ne viene a capo. Cioè... Sì, il sistema agricoltura, io dico che va rivisto tutto il sistema del territorio, perché noi siamo in un territorio fortemente a rischio idrogeologico. Ricordo che l'Italia, il 10% del territorio italiano, quindi non è solo una questione veneta, ma il 10% del territorio italiano è un territorio a forte rischio idrogeologico. Lo vediamo anche con gli eventi degli ultimi giorni. È chiaro che qui ci vuole un piano d'azione che sia sinergico con tutti, agricoltura, istituzioni, comuni, perché poi è inutile operare settorialmente e poi avere dei piani regolatori che non tengano più conto anche di quello che è il rapporto e come posso dire, il progetto integrato tra suolo e acqua, no? E quindi i consorzi di bonifica, abbiamo gli osservatori per quanto riguarda gli osservatori ministeriali dove abbiamo dentro i consorzi, abbiamo dentro gli enti di tutela regionale, chiediamo noi come associazione di categoria
categorie che all'interno ci devono essere anche gli agricoltori, perché è vero che ci siamo attraverso i consorzi di bonifica, ma coloro che sono fuori dai consorzi di bonifica non sono rappresentanti in questi enti. Quindi è chiaro che serve una sinergia a tutto tondo che dia un grande piano industriale. Oggi il piano industriale dell'Italia è quello della rimessa in sicurezza del territorio. Nolente o dolente che si voglia dire. Allora, Presidente, grazie di averci illustrato questo aspetto, caratura appunto regionale. Noi adesso andiamo in pubblicità. Salutiamo il Presidente perché facciamo un cambio con il Presidente sempre CIA, comunque Padova, quindi sempre rappresentanza degli agricoltori dopo la pubblicità, e quindi a tra pochissimo, restate con noi.